Le buone maniere. Dai, ma sì, basta! Basta, ma è possibile! Sempre! Fermi! Sempre quelli di destra i più facinorosi, è possibile? Al centro vedi come sono cheti? Dunque, per la serie, silenzio! Per la serie, buone maniere... Per la serie buone maniere non bisogna fare in trasmissione. Per la serie buone maniere vi parlerò di certi comportamenti condizionanti l'individuo di oggi, come per esempio il mangianastri in macchina. Scusi, ripeto perché c'è uno che gli è venuto un orecchio come Dumbo e ha fatto cosa? Il mangianastri. Ci sono persone che si fanno condizionare da un mangianastri, perché oggi cosa c'è? Dato che li rubano, chi è che ha più il mangianastri? Li mettono tutti estraibili, è vero sì o no? Ce l'hanno tutti. Allora posteggiano la macchina, prendono il mangianastri e la mettono sotto il sedile il mangianastri. Così il ladro si cucca sedile e tutto. Poi c'è anche gente che si fa condizionare. Che vedi al sabato sera professionisti, gente elegantissima, giacca, cravatta, borsello e il mangianastri per la strada così. Che poi vanno al bar e se lo dimenticano. Infatti il ladro li aspetta al bar e poi gli pinza il cuore. Roba da matti. I mangianastri bisogna non essere condizionati da un mangianastri, anche perché ci sono anche gli antifurti, sì o no? No. Io ho un amico che gira col mangianastri e non ha la macchina. Ora gli antifurti in macchina. Gli antifurti, qua io vedo dei proprietari di macchina che ogni tanto scendono e per mettere l'antifurto si sentono spiati da un ladro. Allora si toccano, poi toccano lì, poi toccano il parafango, poi si toccano per camuffare. No, state bene, per camuffare. E sono quelli, fermi, e sono quelli che poi al mattino si dimenticano di averlo inserito, arrivano lì, aprono, e dicono, non sono ladro, sono il proprietario. Fanno delle figure incredibili. Saper viaggiare bisogna avere un certo comportamento, teniamolo presente. Ad esempio quando vediamo un autostoppista, perché oggi non si ferma più nessuno. Perché? Io capisco, è un momento, viviamo un momento, però io vedo che quando trovi uno che ti fa così, tu in macchina, c'hai un po' di imbarazzo, ti dispiace non fermarti delle volte, perché lui ti guarda, quando ti guarda fisso negli occhi, allora lui ti fa così, allora tu in macchina fai. Come dire, proprio lì che devo girare? C'è un rettilineo di 30 km, dove devi girare? Oppure quelli che in macchina, sono in macchina, l'autostoppista fa così e quello in macchina fa. Guarda, dove ti metto? Guarda, c'ho già la penna. Solo che adesso, fermi, perché... Solo che adesso l'autostoppista, dato che sei fatto furbo, l'autostoppista ti aspetta al casello. Allora ti bussa sui vetri, dove va? E se non sai dove va lui, cosa gli dici? Allora devi dire, dove va lei? Milano, Catania, e lo freghi sul tempo. Devi essere velocissimo. E allora viaggi. Saper viaggiare è utile. Anche non fare delle figure ai caselli, perché io vedo delle scene. Perché il casello va bene, adesso una volta c'era il casellante ti dava il biglietto. Adesso è tutto automatico, lo prendi. Devi avere una mira per prenderlo, perché se sbagli di 10 centimetri allora cominci tua moglie che ti spinge, vai, vivamente, ancora 1 millimetro, stai lì e il casellante, su che ce la fa, Che i casellanti, fermi, i casellanti sono terribili, è una razza terribile il casellante, perché è alienato, non fa niente. Il biglietto è automatico. Allora di notte siete mai passati per i caselli nell'autostrada? Hanno tutti i televisorini che guardano i filmini, quelli. Allora arrivi lì, quant'è? Dammi quello che vuoi, completamente. Non capisco. E allora viaggi, saper viaggiare, specialmente se sei in compagnia di signore, bisogna avere un atteggiamento. Se sei in compagnia di una signora, c'è una che ride dopo un quarto d'ora, non ho capito. Vabbè, fermi, se hai una signora magari può succedere che passi con questa signora in macchina quelle zone di fabbriche oppure dove hanno appena concimato, che sai, sei lì che vuoi fare un po' il tacchino, sai, e c'è quell'odore
che non parla più nessuno. Perché uno dice, se il primo che parla è quello che ha fatto l'uovo più marcio, che c'è degli imbarazzi. Io, Betty, non applaudite perché. Non applaudite. Io non so perché in quelle zone lì non mettono dei cartelli. Non siete stati voi, la puzza viene da fuori. Ci leverebbero delle situazioni. E allora, anche viaggiare in autostrada comporta una certa educazione. Perché ci sono delle cose strane. Innanzitutto io mi sono sempre chiesto, quando vai in autostrada, sui cavalcavia c'è sempre scritto Dio c'è. Come fanno a scriverlo Dio su un cavalcavia? Per me è lui che dice per farsi un po' di pubblicità, perché il Moscambio che non si sa cos'è, con un posto di vampiri, non lo so. E poi arrivi, ci sono le piazzuole degli autogrill, che non sono i miei, Dove fermi? Fermi dove ci sono dei cartelli con scritto state attenti e diffidate di quelli che vogliono vendervi roba, perché l'avete mai visto quelli che arrivano dal video e dicono mia bella, c'è un Rolex, mi dai 80.000 lire, ma dai 80.000 lire, c'è un Rolex col coccodrillo misto, col cinturino misto, 80.000. Un Rolex, che è un Rolex, solo che è scritto con 2X e la E finale. Poi hanno i Cartier. No, bisogna stare attenti. E poi entri in questo mondo, che è un mondo. Quello dell'autogrill è un mondo. Perché ti piacerebbe una volta nella vita, così per soddisfazione, poter uscire da dove sei entrato. Ma c'è gente che dice vado a bermi un caffè, è entrato reparto formaggi, prosciutti. È entrato, sono uscito con formaggi addosso, 1,5 milioni per berci un caffè che non è riuscito a bere. E lì assistiamo, dove devo guardare? Assistiamo al dramma, dove devo guardare? Al dramma, ecco lì, grazie, al dramma, che è un dramma della brioche. La brioche d'autogrill, sono quelle vicine al bar, divise per annata. Quelle nel sacchettino, che uno prima di mangiarle gli piacerebbe sentire se è di cemento, no? Ma c'è il barista lì. Allora arrivi lì e devi fare, scusi, mi fa un caffè, come si gira? Crac, 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 crac. Le sbricioli, fermi. E vi giuro che c'è gente che ancora oggi è convinta che dentro ci sia la marmellata. Allora dice, la mangio tutto intorno, mi tengo il boccone centrale alla fine. Arrivano in chiedo, c'è una fotocopia di marmellata alla prugna del 61, una cosa da buona. Aia, è finita. Anche stavolta è finita. Serie buone maniere, leggiamo la massima di questa volta: chi lascia la via vecchia per la nuova non sa quanto paga di autostrada. Ciao a tutti, grazie. Ciao.